7 anni di crisi e la scuri della spending review è come navigare a vista. La parola d'ordine generalizzata è stato resistere e c'è chi tra le province del Veneto è riuscito a resistere meglio di altre. Lo dice un'indagine del Sole 24 Ore, 10 parametri presi in considerazione, dal reddito pro capite ai laureati, dal deposito in banca ai beni durevoli, dalla casa ai farmaci, il tutto analizzato provincia per provincia. Il risultato mette in luce un Veneto a due velocità, un virus, quello della crisi, che ha colpito le province venete con intensità diversa. Vicenza e Verona sono le province venete che in 7 anni sono riuscite a sviluppare gli anticorpi per rimanere a galla. La performance peggiore tocca a Rovigo e Belluno. A metà classifica si collocano Treviso, Venezia e Padova. Per il capoluogo iberico la ricetta risiederebbe nel tipo di economia. Noi abbiamo la fortuna di avere una provincia che, avendo molta industria, è una delle ancora delle province più industrializzate d'Italia e molta della nostra industria vive di export, ha forse risentito meno di altri territori. Vicenza, che brilla soprattutto nel parametro dei laureati, dove dal 2007 al 2012 i laureati per 1000 abitanti sono cresciuti del 31,2% e dove l'export è l'anticorpo principale a questa crisi senza fine. Un exploit, quello vicentino, che però non convince i residenti, che rimangono critici. Credo che Vicenza soffra. Settore Conciario e settore Orafo sono in grande crisi. E poi andate a vedere il tribunale nostro come è ridotto. Se qualcuno mi paga le tasse lo ringrazio. Per una provincia che resiste ce n'è una che cede il passo, è il caso di Belluno, che registra i dati peggiori in tema di occupazione e per taglio dei consumi, acquisti che sono drasticamente tagliati anche nel veneziano, dove anche il consumo è diventato mordi e fuggi. È una fotografia esatta di una situazione che sta durando da molto tempo. Venezia ha un turismo che fa milioni di presenze, chiaramente non sono milioni di ricchi. In una situazione generale dove ogni paese è colpito da una certa recessione, la voglia e la capacità di spesa, anche dove la voglia ci sarebbe, è diminuita di molto. Meno consumi uguale anche meno scarti, anche qui i veneziani hanno il segno meno, in 7 anni i rifiuti si sono ridotti del quasi 20%. Pecora nera anche Rovigo, dove cala drasticamente la spesa pro capite in farmaci, dai medicinali ai cosmetici. Spicca invece come trend positivo la provincia di Verona in tema casa, qui infatti il costo della casa in 7 anni è sceso meno che in altre province. Tra le province che più hanno sviluppato gli anticorpi della crisi c'è anche Treviso, la cui ricetta è dettata anche da una vivacità imprenditoriale. Ha un mix di settori comunque del manifatturiero, vediamo anche Vicenza che è sulle prime posizioni in molti dei parametri, e quindi un manifatturiero diversificato che ha già scontato prima